Telecamere di Verde Nord-Est a Verona Mercato, sono in compagnia di Andrea Sardelli, presidente. Allora, tra qualche settimana sarà tempo di Fruit Logistica, una delle più importanti manifestazioni mondiali nel campo dell'ortofrutta. Con quale spirito sarà presente Verona Mercato? Ma Verona Mercato con quest'anno sarà l'11ª edizione alla quale appunto partecipa. È lo spirito, come sempre, positivo, perché è di tutta evidenza che partecipare a una fiera di questo tipo è nell'interesse non tanto dell'azienda Verona Mercato, ma anche e soprattutto di quelle che sono le realtà economiche nel nostro territorio. E qui mi riferisco ovviamente non solo a Verona, ma direi anche per quanto riguarda tutta la regione Veneto. Un ruolo importante è quello di Verona Mercato, dovuto non solo alla centralità e alle capacità logistiche, ma anche alla sapienza degli operatori e alla capacità proprio di fare squadra. Direi proprio di sì, e quindi noi saremo massicciamente presenti. Come ogni anno abbiamo 14 operatori locali, la maggior parte sono interni, ma ne abbiamo anche un paio appunto che, pur non essendo nel mercato, comunque operano con il mercato. Ma quest'anno approfitteremo anche di questa importante vetrina internazionale per andare a rappresentare quella che è, diciamo così, l'attività che cercherà di fare il nostro mercato con l'anno in corso e non solo. La presentazione della nuova area che abbiamo qui di fronte, che abbiamo già fatto una manifestazione di interesse a livello nazionale. Devo dire che è stata molto importante perché hanno partecipato aziende a livello locale, a livello nazionale, ma anche a livello europeo molto importanti. Quindi è evidente che cercheremo di promuoverla in un contesto importante come la Fiera di Berlino, ma soprattutto anche, io mi auguro e auspico che brevemente possiamo appunto dare il là, visto che l'interesse c'è, e quindi daremo la opportunità nei 60.000 metri che abbiamo qui di fronte. Ricordo che però costruibili sono solo circa la metà, quindi circa 30.000 metri. Abbiamo già un PUA approvato, è all'interno del piano quadrante Europa, la destinazione è chiarissima, agroalimentare, logistica per l'agroalimentare, quindi abbiamo tutto l'interesse che arrivino dei nuovi imprenditori che creeranno ricchezza, ma soprattutto anche molti posti di lavoro. Paolo Merci, direttore generale di Verona Mercato, benvenuto ai nostri microfoni. In partenza anche lei per Fruit Logistica, però l'occasione di questo incontro è anche quella di fare un bilancio di questi anni di consiglio, dato che a breve, ad aprile, ci sarà il rinnovo delle cariche. Direi che è stato un triennio estremamente positivo. Riusciamo, se vogliamo dare il dato più veloce, quello che balza agli occhi di tutti, un triennio dal 2017, 18, 19, riusciamo a chiudere con 1 milione complessivo di euro di utile, e nonostante gli investimenti fatti. Quindi abbiamo innanzitutto completato le tettoie per ricoverare gli operatori dettaglianti, e quindi guardando uno sguardo al piccolo dettaglio, ai piccoli operatori acquirenti, che è sempre importante, sono importanti tanto quanto per noi i grandi operatori. Però allo stesso tempo abbiamo avviato, e quindi nel 2019 si è chiuso il primo tranche di lavori che ha consentito la chiusura della tettoia nord del mercato ortofrutticolo, dove caricano i grandi acquirenti, e ha consentito soprattutto di trattenere all'interno del mercato un importante gruppo della grande distribuzione locale. Sono 2 oggi i gruppi della grande distribuzione locale che si servono direttamente della piattaforma mercato, ed è un fatto esclusivo, nuovo in campo nazionale. Non è così facile averli all'interno, per la grande distribuzione all'interno. Allora, noi auguriamo tanti successi a Verona Mercato al direttore Paolo Merci, e io vorrei proprio salutarlo, visto che il direttore è uno sportivo. Do un 5 anch'io al direttore.